la voce della tua città. Eccoci di nuovo in diretta, grazie a Eleonora Danco che è rimasta qualche secondo durante la pubblicità in collegamento. Buongiorno e grazie, siamo in diretta su Facebook. È un piacere averla in collegamento per parlare proprio del suo ultimo lavoro. Come si pronuncia? Perché vorrei essere sicura. Nego? Si pronuncia sì, come vuoi, nego, esatto. Sì, buongiorno Eleonora, che meraviglia vederti. Buongiorno. Anche per me, grandi. Ovviamente ti aspettiamo a Palermo. Sì, non lo posso ancora annunciare ufficialmente, ma dovrei venire a Palermo per la proiezione del film, ma ci risentiremo, in quel caso lo saprete per primi. Grazie. Senti, io ringrazio la nostra Raffaella Spizzichino che come sempre puntuale ci indica tutte le uscite e i film più interessanti. Eleonora, adesso poi durante il prossimo collegamento in diretta su Facebook vedremo frammenti del film, ma quanto mi piace questo manichino dechirichiano, adesso me lo racconti. Ti sei travestita. Sì. Io sono tra l'altro adesso sono in questo momento a Cesena in albergo perché sto facendo questo tour di anteprime con Media Lab che hanno scelto solo 2 film europei di anteprima e quindi questa sera sarò a Sant'Arcangelo, poi a Modena e a Scandiano e quindi sono molto, molto contenta e molto felice di poter iniziare con queste anteprime a far vedere il mio film. Il manichino De Chirichiano è una cosa che gli spettatori dopo le proiezioni mi chiedono, sono curiosi, ma io essendo anche la regista proprio vera del film e anche la regista di finzione dentro il film, il mio personaggio volevo che non avesse il volto perché è un personaggio simbolico, universale. Sono tanti come quel personaggio, quindi non volevo che si riferisse solamente a me. Poi da sempre mi ispiro a De Chirico, quindi cercando un costume, cercando una motivazione, sono rimasta folgorata sempre dai manichini di De Chirico, ma l'ho uniti dopo a De Chirico, cioè ho avuto il desiderio di mettere questa calza sul volto, perché rappresenta un personaggio comunque graffiato, che la vita appunto la vive in prima persona, essere adulto è complesso, però che si perde pure nel suo caos, però che non perde mai lo spirito della fanciullezza, l'approccio del gioco e purezza della fanciullezza. Quindi questo è un personaggio anche se vuoi fragile, scombinato, ma alla fine molto umano, come tanti. È un personaggio che si perde nel suo caos. Ancora di più è proprio l'umanità che proprio emerge da questo personaggio, proprio probabilmente anche in base al caos che vive dentro e fuori. Tra pochissimo entriamo anche in FM, così ti ripresentiamo in FM ai nostri ascoltatori che ci ascoltano anche mentre sono magari in auto, in giro, in mezzo al traffico di Palermo. Ivan, giusto? Prontissimi per rientrare in FM e ripresentare Eleonora a chi ci ascolta e poi vedremo anche delle belle immagini. Assolutamente, al prossimo ovviamente collegamento su Facebook. A tra poco. Allora, con i Blue Vertigo abbiamo la nostra prima ospite di giornata. Ivan, a te l'onore. Sì, dopo la presentazione del film alla 42esima edizione del concorso del Festival del Cinema di Torino, il film è stato accolto molto bene, è con noi la regista di Nego, Eleonora Danco, perché il film arriva in sala. Buongiorno anche per chi ci ascolta in questo momento in macchina, magari Eleonora ed è imbottigliato nel traffico. Ecco, nel caos di cui parlavamo. Pure a Palermo avete il traffico. A Palermo abbiamo tutto, diceva Giorni Stecchino. Esatto. Il vero problema di Palermo. Esatto. Appunto, intanto è un titolo molto particolare, è Nego oppure N-Ego, quindi veramente tante sfaccettature di questo titolo, tante sfaccettature anche del personaggio che poi questo manichino appunto De Chirichiano di cui abbiamo parlato anche su Facebook.
Quando la collega Raffaella Spizzichino mi ha mandato il press kit, Eleonora, mi ha colpito moltissimo questa sinossi dove si parla di un viaggio introspettivo attraverso le strade, dove la regista affronta una profonda crisi creativa ed esistenziale. Sì, Quanto c'è di in vero realtà e quanta finzione c'è nella ricostruzione? Mhm. Ecco, Eleonora. Allora, in realtà questo viaggio sì, è introspettivo, ma è anche molto vitale, spiazzante per chi lo guarda, sorprendente, commovente, divertente, quindi sono degli aggettivi che poi non potevo mettere, ma cioè, diventava troppo lungo, però ecco, magari leggendo questa sintesi è molto anche severa. In realtà il film è molto anche divertente e spiazzante. Sicuramente è un viaggio dentro la vita adulta attraverso le strade della città, che sono delle strade simboliche, anche delle strade interiori che passano dai Parioli, che è un quartiere molto alto borghese, molto bello di Roma, fino a Tor Bella Monaca, passando per il centro storico. La città diventa una tela, la prospettiva, la luce dove dentro ci sono questi esseri umani che poi vi racconterò se volete come ho trovato, che hanno composto Certo. il cast, e poi ci sono anche due camei, tre camei eccezionali che sono Elio Germano, Filippo Timi, Antonio Bannò, poi c'è anche Federico Maiorana, Luca un altro Gallone. attore bravissimo, Luca Gallone, stupendo, e questi sono diciamo i piccoli ruoli di finzione, sono dei camei brevi. Elio Germano appunto fa un tassista dove siamo imbottigliati nel traffico, molto divertente perché io che sono la cliente non mi ricordo il civico e la strada, però gli dico di seguirmi e lui Sì, giustamente dice ma Ma vabbè dove? e sono noi tutti vogliamo piccoli. Allora, facciamo seguirla così, perché... esatto. Io direi di andare intanto con un po' di musica qui in FM per raccontare e tra pochissimo vedere invece su Facebook qualche spezzone di questo film Nego N-Ego. Eleonora Danco. Il nostro regista mette la mia parte intollerante Sì, di perfetto. Caparezza. Sì. Ci vediamo il trailer di N-Ego, ma in scelta fu più felice. Lei mi deve dire il nome della via e il Non civico. me lo ricordo. Ma allora come devo fare io? Devo andare. Mi segua. Mi segua, vabbè. Hai detto un progetto basso costo. No. Ora siamo pieni. Non mi devi rispondere, Alberto. Mai. Anti-age. A oggi sono legata a un amore, sì. Che non c'è. Da vicino mi tengo leggera. Non c'ha la tessera sanitaria per fare la visita medica. La carta d'identità scaduta. Che gli famo noi? Grazie. Viva Roma! Un esorcismo, Un esorcismo che ha la forma di film. Eleonora, tanto complimenti, sono immagini, questa è arte Grazie. pura, Sì, esatto. arte pura Sì. donata al cinema. Il cinema è prestato in questo caso. Sì, è vero, guarda, posso dirlo a testa alta, non solo grazie a me, anche grazie a Marco Tecce che ha fatto un montaggio strepitoso a mio avviso, considerando che avevamo 300 ore di girato, da cui abbiamo ricavato 95 clip di extra che stiamo Wow. distribuendo sul mio canale Instagram. Scusate se faccio la pubblicità. No, Non No, abbiamo fatto in assolutamente. tempo a fare la pagina del film, Eleonora-Danco, e ogni giorno mettiamo una clip che poi sponsorizziamo nelle varie città dove andiamo, che diventa che un sono proprio traino. extra pezzi di film, sì, perché non sono, sai, l'errore, la persona No. che dice la cosa sbagliata, Sì. sono proprio pezzi e inquadrature che non abbiamo messo, che sono esilaranti, le abbiamo montate, chiaramente Marco sempre ha montato anche queste, ideate, montate come se fossero appunto delle pillole per i social, per invogliare il pubblico, perché come sapete i film indipendenti fanno un po' più fatica dei film ufficiali, perché i mezzi si riducono ancora di più, ma non le idee,
e non la voglia e l'entusiasmo di far vedere il proprio lavoro, di combattere per il proprio lavoro, che è un sentimento bello. Eleonora, io raccolgo spesso per il lavoro che faccio ogni giorno la frustrazione del regista in quel concetto di addizione e sottrazione, cosa tolgo e cosa lascio, e per te in questo caso con oltre 300 ore di girato sarà davvero stato doloroso dover sacrificare, ma sei stata brava a recuperare con queste clip che diventano gli extra sicuramente interessanti quanto il film. Sì, sì, no, veramente devo tantissimo a Marco Tecci, il montatore, che è anche mio marito, ma non è che tifo perché siamo di famiglia, e proprio veramente aveva montato anche N Capace, e devo dire che è stato lui veramente il creatore di questo montaggio, e a lui proprio la scelta è stato un lavoro impegnativo. Io sul set ho creato continuamente, ho scritto il film, ho avuto tutte diciamo, ho scelto questo cast in un modo da certosino, perché mi appostavo in tutti i quartieri dove ho girato e sapevo che il cast dovevano essere degli adulti, quindi io aspettavo che passasse qualcuno che mi colpiva, non li sceglievo a livello psicologico, modulavi ma all'ambiente. Esatto, in Aspetta, base all'ambiente. Riprendiamolo questo in concetto. FM. Sì. La mia parte intollerante qui su Radio In con un aneddoto davvero interessante che ci sta raccontando Eleonora Danco per il suo ultimo film, Nego. Uno spaccato anche di Roma, tante scene, tanti set poi cinematografici, tanti contesti, esatto, Ivan, e tanti personaggi scelti proprio perché erano perfetti per quel contesto lì, Ivan. Tutto questo avviene, Leonora, ecco il guizzo di grande creatività artistica e originalità, con una calza in viso, e la mia curiosità assoluta è quante volte ti ha fermato la polizia? Poi col mitra in mano, Allora, intanto vi volevo dire che il cast del film non l'ho fatto con quella calza in testa, è avvenuto mesi prima, perché altrimenti penso che non veniva nessuno, anzi mi Che arrestavano meraviglia che direttamente. sei, Eleonora. No, non potevo fare il cast così, ero normale con la mia faccia, c'erano degli assistenti nascosti perché mi dovevo, cioè comunque, e aspettavo che passasse qualcuno. Delle signore Parioli l'ho seguite per i capelli, non le avevo viste in faccia, poi stanno nel film, avevano questo capello biondo Parioli che camminavano, i boccoli Biondo Parioli è ondeggiavano, erano stupendo, un quartiere stupendo. Ma anche San Lorenzo, anche Trastevere, Torbella Monaca. Ho scelto le persone, non i sapevo chi i tre fossero. signori davanti al tram. Bellissimo. I tre signori davanti al tram sono di San Lorenzo, li ho convinti a venire, ho fatto il cast, sono venuti, hanno in mano la trippa, non si vede ma quella è trippa, perché sono delle immagini, ma no, ma poi se vedete le clip, ai Parioli fanno finta invece di giocare a tennis, perché ci sono queste differenze di quartiere, no? Che è molto Come no? belle, come una sintesi. Quindi ai Parioli giocano a tennis senza pallina, chiaramente è una scena simbolica, magari ispirata chissà ad Antonioni di Blow Up, dove giocano senza pallina. Poi nello stesso tempo c'è appunto i Parioli, cioè nelle clip non si vede, giocano a campana. Non si vede nel trailer, ma i signori giocano a campana per strada, gli signori anziani. Comunque signori io, anziani. finito questo cast che è durato mesi, poi venivano al provino. Cioè non è che io li fermavo e basta, poi venivano al provino e al provino scoprivo chi erano. E io non sapevo nulla di loro. Me li fermavo per qualcosa, dico, senta, lei mi ha colpito, mi dovevano colpire per qualcosa, come quando avevo 16 anni, non passavo dall'esperienza, ma passavo dall'istinto. E quindi li fermavo, e molti di loro erano, alcuni stavano scontando una pena per rapina, non lo sapevo, anche se giovani, e li ho messi nel film, persone stupende, meravigliose, che hanno fatto degli errori da piccoli, e così anche però un agente di viaggi, di tutto di più, veramente. Tutto Una il mamma panorama dei poi Parioli. umano alla fine che si può trovare appunto per le strade di Roma. Intanto andiamo Sì, però perché tu non lo diresti anche... mai vedendo, ma per le strade del mondo è universale, sì, perché sì. tu vedi una persona e non puoi immaginare la persona che mondo abbia dentro. Esatto. Allora andiamo intanto con un po' di musica mentre vanno i Duran Duran. Tra poco ci trasferiamo invece su Facebook, così raccontiamo qualche altro aneddoto di questo davvero interessantissimo film.
Ivan, Eleonora, mi veramente- facevi venire in mente durante il tuo racconto, in questa scelta di personaggi comuni, comunque tu avevi chiaro l'obiettivo che era quello di raccontare con toni a volte drammatici, a volte divertenti, tante microstorie e inevitabilmente mi veniva in mente Nanni Loi, so che ti farà piacere questo, Grande. perché Un grande Nanni io ho fatto Loi. un'esperienza con lui 25 anni fa con le sue telecamere nascoste in città, faceva dei picchi d'ascolto altissimi in televisione e oggi per le nuove generazioni potrebbe davvero essere un grande esempio da seguire. Ecco, tu scegli queste persone comuni che fai diventare personaggi nel tuo film. Sì, in realtà io faccio questo, cioè non è tanto sì, è più costruito, diciamo, perché io li porto poi sul set dopo questi provini, perché poi c'è l'incontro che devono colpire, poi c'è il provino e Sì, poi sul sì. set diventano attori, performer della Esatto. propria vita. Io prendo i pezzi della loro vita più intensi e ci gioco. Io gioco con loro, chiaramente ho dovuto tagliare tante cose perché poi e le ho messe nelle clip perché dovete considerare che comunque ci sono i permessi per Roma, poi si bloccavano al Certo. provino, erano super sciolti, invece sul set si irrigidivano davanti È alla chiaro. troupe, quindi è stato anche difficile smuoverli, però devo dire che alla fine io lo dico, non ho molte cose, però ho questo dono di far parlare le persone e sono riuscita a fargli Sei parlare tu in un empatica, modo... Eleonora. Mhm. Ah. Sì, sicuramente. Vabbè, sono riusciti a farli aprire perché mi metto a loro livello, quindi come mi ha detto una signora nella proiezione a Firenze, finendo ha detto non ho mai visto nessuno far parlare così le persone, farle aprire con questa purezza, questa intimità, perché devi avere rispetto della vita degli altri e pensare che siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca. Gli elementi della vita, i sentimenti sono di tutti uguali, il bene, il male, il dolore, tutti li proviamo a prescindere dalla provenienza sociale, culturale, in modo magari diverso, però io ho cercato proprio di prendere questa loro anche a volte leggerezza, fragilità, ci sono anche due frasi che dice qualcuno, però ho costruito sempre delle immagini con i ragazzi che fanno il super io, ci sono questi ragazzi col mantello d'oro che molti mi chiedono ma chi sono? Quelli sono il super io, il nostro super io che Il ci nostro tormenta. Allora, facciamo controllore. così, che esatto, il superio, il controllore lo raccontiamo anche tra pochissimo in diretta in FM, intanto però andiamo con la pubblicità. Stai Sì. con noi, Eleonora. Certo. I consigli di La voce della tua città. Allora, torniamo in diretta qui su Facebook. Sì, io farei rivedere, Giuseppe mio, la locandina. locandina perché è talmente espressiva. Ah, sì. Con alcuni dei personaggi Sì, è appunto divertente. Con anche sulle Eleonora, spalle, cioè alle con spalle. Eleonora irriconoscibile, ovviamente, dietro Meno queste- male, meno male. Ma quanto mi piace, riprendo ancora una frase dalla sinossi del film, Eleonora: in un labirinto di dubbi e storie la verità emerge dove meno te l'aspetti. Proviamo a declinarlo questo concetto di verità Sì. così tanto richiamato da tanti, no, Eleonora? Che verità Più che usciva verità da sono queste degli persone? slanci di intimità. Ecco. Scusami? Dico, che verità non ho usciva capito. da questi personaggi? Ecco, mi hai risposto slanci di... Erano slanci di stati d'animo, cioè Di io stati cercavo d'animo. proprio questo. Non lo so la verità che cos'è fino in fondo, no? Perché poi c'erano delle persone davanti a una telecamera, non lo Ecco. sai mai. Tutti davanti a una telecamera vogliamo sempre fare bella figura, soprattutto da grandi, cioè non è che ti metti. Io cercavo di farli sbilanciare. Per me i lavori validi sono quelli dove ci metti la faccia. Come diceva Carmelo Bene, i panni sporchi si lavano in piazza. E questa è la cosa di cui abbiamo, secondo me, bisogno, perché ci educano sempre che non bisogna dire, non bisogna fare perché ti esponi, invece magari esporsi in un modo puro, diciamo, aiuterebbe. Però io cercavo di trovare quello sbilanciamento, perché le storie poi sono tutte uguali e la vita può essere anche molto pesante, risentita
non sono infatti interviste, sono pezzi di vita che io ho cercato di far diventare una sintesi, un impatto, anche con poco, con Senti, pochissimo. Il film è questa cosa, in questo senso la verità, è questa vero. purezza, questo slancio. Senti Eleonora, io provo adesso di mettere i tuoi occhiali, nel senso di mettermi nei tuoi panni nella scelta di questi personaggi. Io ho fatto anche studi di psicologia. Quanto Ah. la componente, Eleonora, della solitudine, quanto è emersa in questi racconti? Ma io penso che la solitudine sia santa, io farei santa solitudine, perché la solitudine è importantissima per l'uomo, tutti la temono, invece secondo me le persone sole o anche che tendono un po' a isolarsi, comunque la solitudine è una cosa importantissima perché ti permette di elaborare delle cose diverse, però ci sono tanti tipi di solitudine, c'è anche una solitudine più straziata, una solitudine indotta, una solitudine costretta. Io non ho cercato di tirare fuori questo, ci sono delle Ok. cose che nell'arte emergono sempre, a prescindere che tu le voglia fare uscire o no. È come E se il l'inconscio. film è premio, E sì, allora, è ne premio di parliamo tutta in FM. un'atmosfera Aspetta, vitale, attimo. e Eleonora. quindi anche... Aspetta. Eccoci, stavamo parlando Non siamo matti. delle sfaccettature della solitudine che poi emergono attraverso le pagine, le storie sfaccettate appunto che ci sono nell'opera di Eleonora Danco. E però in tutto ciò appunto tra le varie storie il superio che ruolo ha? Il superio sono quelli che ti fanno i dispetti, no? Il superio ti fa i dispetti, non ce la fai, non ci riesci, ma non ce la farai mai, lascia perdere, non parlare, non dire, non ti esprimere, cioè e quindi il superio è la parte dispettosa e anche se vuoi nociva per l'uomo, però esiste, ce l'abbiamo e quindi crea una lotta sempre, infatti sono aggressivi, ma è come se fosse la nostra interiorità, sono tra l'altro tre bravi attori che poi sono diventati anche amici, Beatrice Bartoni appena uscita dal centro sperimentale, Alessandro Paniccià, un altro giovane attore e Manuel Valeri che poi è diventato pure in teatro il mio aiuto regista e quindi l'assistente alla regia, quindi sono tre persone che seguono il mio lavoro, che si sono anche formate con me, che hanno fatto i miei seminari e sono diventate queste figure volanti nel film e il superiore appare improvvisamente, appare a tutti e quindi li segue, li pedina, li butta per terra. C'è un signore dei Parioli nelle clip che abbiamo quel giorno sperimentato, ho detto guarda adesso arriva il superiore, ti faranno delle cose, l'hanno buttato giù dalla sedia, lui diceva ma ho dei punti, quindi niente, l'hanno buttato giù, lo scuotevano, infatti ha detto non torno più, poi è tornato. E questo e hanno, sì, e hanno questi mantelli dorati che Camurri appunto diceva, Edoardo Camurri che mi ha scritto quella bellissima frase che è Nego, un esorcismo che ha la forma di un film. Stimo molto Edoardo Camurri, è uno scrittore, è un giornalista. E questo mantello sembra quasi una cosa di quelli che si mettono al pronto soccorso quando ti fai male, Sì, quando ti esatto. ustioni, no? Sì. Sono performativi, sono la parte performativa e sono quelli che ci fanno i dispetti. Senti, E non ci Eleonora, lascia mai il superiore. sì, a chiusura di questa bella chiacchierata di presentazione del tuo film, mi fa molto piacere che con grande generosità tu ti possa donare la tua arte alle giovani generazioni, ai giovani talenti, in particolare non è Cicero Prodomo Sua, il centro sperimentale di cinematografia che veramente è una fabbrica di giovani talenti che possono esprimersi nelle varie forme dell'arte e quindi la tua compagnia continua a crescere, Eleonora. Sì, io piano piano ho fatto delle scelte anche precise, estreme se Certo. vuoi, e anche appunto di solitudine artistica, sono un artista indipendente, ma la cosa che mi dà soddisfazione è che sono 20 anni che faccio i miei spettacoli in teatro e ci sono sempre più giovani, anche se i testi sono spesso li riprendo, quelli di 20 anni fa dove non devo cambiare un rigo, eppure è pieno di giovani, quindi
il pubblico cambia, si trasforma, ma non solo i giovani, perché il pubblico ha accolto tutto, però è bello questo voglia che hanno le nuove ricreare questo pubblico sempre nuovo, e quindi ho riflettuto sul fatto che molte volte è vero che se fai tanta televisione e ti riconoscono riempi i teatri, ma è anche vero che poi ti fermi in quel momento storico, quindi forse per essere più, sono scelte, io mi diverto a per essere arrivare così. all'eternità, Mi piace ecco, la notte, probabilmente la fatica, con il teatro, ecco, magari si fa più fatica, tanti sacrifici, però poi alla fine viene donata l'immortalità in un certo senso, quindi veramente bella anche questo spunto per concludere questa intervista. Grazie a Eleonora Danco per Grazie essere a stata qui voi. con noi. Allora vi aspetto con Noi ti Nego, aspettiamo, ricordatevi. noi ti aspettiamo e noi- a Palermo, esatto, Eleonora, qui a spero. Palermo. Vi voglio tutti in prima fila. Affare fatto, va bene. Grazie ancora a Eleonora Grazie, Danco e cara. allora Grazie a voi, veramente, è un Complimenti piacere, di un onore. cuore, Grazie. davvero. spazio al notiziario, poi Brava. ci ritroviamo qui con altri ospiti. Sì.